violenta ondata di maltempo ha causato il disastro nella notte. Una frana di fango ha travolto 3 abitazioni a Brazzano, frazione di Cormons. I soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco e volontari della protezione civile, ricoverata all'ospedale di Udine con una frattura alla gamba. Non ce l'ha fatta il 32enne Quirino Kunert, ritrovato sotto le macerie senza vita intorno alle 17:30 dalle squadre di soccorso. Ancora dispersa l'83enne Guerina Scoccai. È rimasto in pigiama, Cesani, tutto ha perso. Ha perso tutto quanto, la casa distrutta. Demolita al suolo. Mobilitati i vigili del fuoco da tutta la regione, dal Veneto con squadre Urban Search and Rescue, cinofili e mezzi di movimento terra per la ricerca sotto le macerie. Purtroppo penso che ormai povero, perché ha tentato di sollevare la signora anziana, no? Certo. È rimasto purtroppo sotto. A Cormons sono caduti 152 mm di acqua in sole 6 ore. Il locale stellato di Vencò è stato invaso dalle acque del fiume Iudrio. La chef Klugman ha lanciato un appello drammatico per i soccorsi, ma la strada era interdetta per un'altra frana, cosa che ha tardato l'intervento della protezione civile. Disgrazia questa che è. Ormai la mia casa è andata. Hai avuto paura? Io ero a lavoro, sono stato chiamato per andare a prendere il cane che la mia vicina è subito intervenuta. La regione in ginocchio, i fiumi Iudrio, Corno e Torre sono esondati in più punti. A Versa, nel Goriziano, i vigili del fuoco hanno recuperato persone dai tetti delle case con elicotteri e gommoni, con circa 300 sfollati nella sola mattinata, prima dell'ordinanza firmata dal sindaco Felcaro di sgombrare ogni abitazione. Saremo assolutamente precisi nel valutare quelle che saranno le necessità e in base a quello agiremo, ci muoveremo in concerto con la protezione civile e con i vigili del fuoco. Gli scantinati dell'ospedale di Palmanova sono rimasti sommersi, i pazienti del reparto dialisi sono stati trasferiti, il CUP chiuso per tutta la mattina prima del ritorno alla normalità. La strada regionale 56 tra Cormons e San Giovanni al Natisone è rimasta interdetta con la chiusura del ponte tra Medea e Chiopris. Siccome l'area è ampia, a sottoscrivere il decreto, quindi firmeremo un decreto di emergenza regionale e chiederemo la mobilitazione nazionale per consentirci di avere maggiore forza nel ripristino di pulizie, sistemazioni e interventi che sono necessari, perché l'acqua è stata importante. Soltanto nelle prime 6 ore in quest'area colpita sono cadute oltre 150 mm di pioggia. L'ondata di maltempo ha colpito in particolare le ex province di Udine e Gorizia, con centinaia di richieste di intervento ai vigili del fuoco messe in coda, e l'assessore competente Riccardi che ha prolungato fino alla giornata di mercoledì l'allerta meteo, che sarà arancione nelle zone maggiormente colpite.